La biblioteca comunale di Fontanelle, il popoloso quartiere di Agrigento, è tornata fruibile dopo 11 anni dalla chiusura per un semplice guasto all'impianto idraulico. Presenti alla cerimonia una rappresentanza dell'Istituto Comprensivo di Fontanelle e i giovani del Liceo Scientifico Majorana di Agrigento, che grazie al progetto Alternanza Scuola-Lavoro hanno collaborato per la riapertura della biblioteca. La parola. Le parole sono la vita, e quelle pagine bianche le regalo a te perché mi e poi tu ti disse, stai rubando libri, perché? E lì serve. Se la vita ti ruba qualcosa, a volte devi difenderti. La storia non ha altra di me. Per il comune era presente l'assessore Beniamino Biondi. Tra le 4 sedi periferiche collegate alla Biblioteca Comunale La Rocca è probabilmente la più grande e insiste in uno dei quartieri più popolosi che ci sono in città. Tanti anni addietro questa biblioteca per un motivo futile era stata chiusa e mai più riaperta e aveva finito per diventare un triste magazzino di cartacce. Abbiamo con grande impegno e determinazione lavorato per poterla restituire a tutta la comunità di Fontanelle, riattivando il sistema del prestito bibliotecario, creando un'area gioco per bambini con molti libri dedicati ai ragazzi e potendo utilizzare questi locali anche per riunioni delle tante associazioni che fanno richiesta all'amministrazione comunale, cercando di trovare un luogo di incontro. La biblioteca è ubicata presso il centro sociale di Fontanelle, un immobile lasciato in pessime condizioni in mano ai vandali, con il comune che sta praticamente a guardare.